Buonasera, voglio grandissimi, buonasera, un bacione a tutti quanti. Qua sto diventando proprio un grande cafone, voglio questo fatto un bacione, però vabbè, sono cose che purtroppo i canali strevzi a casa mi fanno inculcare questa cultura di un bacione, saluto a tutti, sì, cosa a cafone, te le volla sta influendo su di me. Comunque voglio, parto subito e me le va messo su pensiero perché purtroppo ci stanno una rangata di case cadute che mi scrivono su Facebook nonostante io gli dico che mi hanno scritto Kangop su YouTube durante la diretta, io li saluto, ma si caso caruto, che sono sicuramente parenti di Roberto Carlino, mi scrivono su Facebook e io quindi li saluto perché dicono che non possono commentare, vabbè, se vendono cuore, ma io li voglio bene lo stesso e li saluto. Allora, le case cadute che devo salutare questa sera sono Domenico D'Amato, Giacomo Sebillo, Nusca Sagazzi di primo ordine, Fabrizio Farro, Sebbi Esposito, Antonia Mennillo, che a Gei ci avete un poco meno scassacazzi perché lei sta sempre collegata, però stasera sta con il cellulare e quindi non può commentare. Poi ci sta Mary Rosi Caruso, che sta facendo ancora allenamento, pare che gioca a pallavolo e quindi non può commentare se la vede dopo la live e ha ragione. E poi Antonio Abate, saluto questi qua. E poi voglio salutare Antonio Mazziotti che questa sera ha deciso il titolo della live, che ogni tanto non mi viene come posso chiamare la puntata della live, allora lascio fare a voi e poi tra l'altro mi schiatti rosate perché mi proponete certi titoli in dei commenti un po' a Facebook, ma ci piscia sotto le rosate. Questa sera il titolo è appunto Micio non tocca una palla, ma anche quando si può vedere. Cosa poi anche vera, perché Micio oggi c'ha poi Piazza Traversa il Micio, non so se avete notato che Micio ieri sera a Piazza Traversa si sa, non so anch'issimo come ha fatto a Piazza Traversa. Comunque Micio prima o poi segnerà, io penso che segnerà nel momento in cui io mi accatto la maglia e Micio, perché su sogno lui mi mangia accattare la maglia e Micio e tu dici lo sogno, che sono 10 euro per 2000, però non tengo tempo, però appena tengo un po' di tempo mi fa maglia e Micio perché sarà una cosa sensazionale. Sono convinto come facciamo maglia e Micio, Micio piglia e segna. Lo dico proprio, dovrà a me questo gol, Micio. Allora, intanto voglio anche andare a salutare chi ci sta in diretta, chi sta collegato, ma io vedo sempre i soliti nomi, mi fa piacere perché veramente significa che a loro piace sta live. Comunque, perché vedo Alessio Enigma, Giovanni Tammaro, Giorgio Marinelli, ci stanno sempre, almeno questi tre che ho letto prima che con lettore ci stanno sempre. E poi c'è stato Biagio Super, non mi ricordo Biagio Super, Vittorio Longobardi me lo ricordo, Vincenzo Perrotto pure ci sta sempre, Antonio Napoli, Pernice Napoli pure ci sta sempre, lo saluto, Forza Azzurri pure è uno che sta sempre presente, Titti De Vizio, Concettina, io la chiamo Concettina De Vizio, che mi segue veramente da anni, Concettina, guarda, sono veramente dalle prime parodie, la voglio troppo bene. Poi c'è sta Virgilia, grandissima Virgilia, buonasera, che veramente ci sta sempre. Poi c'è sta Giuseppe Visconti, grandissimo, che pure ci sta sempre, che ci segue. E poi chi vedi più, poi che sembra, ah no, Mattia Incarnato, Brunella Petri, non mi ricordo, però la saluto. Luca Delandro, grandissimo. Marco Bove, Marchetillo Bove di Nocera, ma ricordo pure la Ruabita. Paolo Capasso, grande Paolo Capasso che è di invece a Spiro e Paolo Capasso, ma è di Scauri, correggimi se sbaglio, ma io mi ricordo buono. Poi c'è sta Scherda 85 che era parecchio che non ci stava, Scherda 85, mi saluta, lo saluto pure. Daniele Peluso invece è uno che ci sta sempre, Riccardo Flamini non mi ricordo, ma lo saluto lo stesso, sia Fuan. E niente, poi ci sta Crescini Aliai, ragazzo dell'Albania che vive in Puglia, oramai mi ricordo a memoria, voglio mangiare tutti i nomi, mangiare tutte le provenienze vostre, e quindi questo è quanto. Però ora andiamo a leggere qualche commento. Andiamo a leggere qualche commento. Stasera voglio, non so perché non è che stasera tengano pochi team, tengono pochi, non lo so, pochi tosse, pochi cazzo tengono, non lo so, rinda culo, rinda trache, non lo so. Scusate se stasera stavo sempre a fare un po' acustica a culo, so che dà fastidio, mi dà fastidio pure a me quando cade lesione perché a Cox sta sempre a fare, quindi mi scuso preventivamente con voi. Vabbè, comunque, voglio leggere qualche commento. Chi è? Jerry Gameplay TV. Ciao, ti volevo chiedere se mi vuoi salutare. Mi chiamo Gerardo. Puoi iscrivere se dopo al mio canale. Tu puoi trovare così soldi. È un canale interamente dedicato ai giochi. Jerry, io ti voglio bene, però a me i giochi non li seguo tanto. Non è un per qualcosa, però non so, non navigo, non so per me. Non mi fa serie mettere a vedere che vogliono che giocano a PlayStation. Non è una cosa che magari è bello, però è una cosa che io non lo so, non mi appassiona sinceramente, però comunque caso mai voglio iscriverti al suo canale, si chiama Jerry Gameplay TV, magari un po' di pubblicità la faccio senza problemi. Allora sa, Jenny Di Palma, saluta Jenny Di Palma e Imme Esposito, ciao voglio, chi ci stai più? Chi è? Tiu, oh, che cazzo di nome, cominciamo con questi nomi strevati, Tiu Fucking d'Italia, vabbè, Tiu Fucking d'Italia, si vuole. Ciao Carro, posso dire chi stai? Ciao Carro, questo è bellissimo, disabilità Cerro o Caro, non lo so.
Comunque, sono Mario Minotta, ti ho scritto su Facebook, sì, mi ricordo Mario, ma tu ti chiama Mario Minotta, o posso ti chiamare con questo nome, ma così vabbè. Pare che facile apposta, ma mi volete mettere a me in difficoltà a cansarci l'inglese. Volete fare figure Renzi, mi volete fare me, vabbè, comunque. Poi salvo Sibillo, ciao Fabrizio, ma salutando Robertino, grande Roberto Carlino, oramai un idolo. Roberto Carlino, ma è da fare una statua a Roberto Carlino. Cioè, mo pare che a quando sto numero, no? Pare che ho fatto apposta come che sembra innanzi a lui, prima di trasmissioni che mi vedo io, tipo, non lo so, prima Tiki Taka, prime non so come ho detto, comunque comparetto proprio, cioè le sponsorizza proprio lui queste trasmissioni, cioè non solo, non si limita più alle pubblicità, le sponsorizza proprio queste trasmissioni, questo programma offerto da Immobile Dream, vende, cioè una cosa proprio mi sta assillando, io sto facendo Roberto Colli, comunque andiamo avanti. No, Antonio Napoli mi domanda, sai giocare alla PlayStation 3? Non sai giocare perché io per esempio, ma già l'ho detto qualche volta, giocavo alla PlayStation 1, proprio la prima, cioè proprio vi lascio immaginare quanti anni fa sono passati, e giocavo a Winning Eleven, uno dei primi giochi della PlayStation 1 di calcio, dopodiché non ha seguito più queste cose, queste evoluzioni del PlayStation, queste cose qua, purtroppo sono un po' arretrate, ma fa piacere che oggi giorno hanno fatto certi giochi che fanno paura, che sembrano dei film, quando vedo in pubblicità, veramente, i podri, ma che questo film, ma che film fa morire, e poi no, è New York, la PlayStation, perché veramente sono andati avanti con la tecnologia. Io mi ricordo ancora Mario Bros, quando giocavo a Mario Bros, che avevo il Godzilla tanto, così, con quelli fungo di che vabbè, o Commodore, ma ricordo, tenevo New York, ma ricordo l'Amiga, ma questo veramente lo ricorderanno solo chi ha 30, 31 anni, non lo so, l'età mia più o meno, c'è l'Amiga 500, che è una specie di è un UCS computer comunque, l'Amiga 500 e ci sta questo gioco si chiama Sensible Soccer, io non so chi se lo ricorda, ma penso pochi, comunque questo gioco voglio ma da credere, non so paziente, e ucatura è una formicola, voglio ve lo gioco, formicola, tantille, e ucatura tantille che tu si cazzo cose all'epoca dicevo era buono, non c'era quasi buono, e comunque si ti lascio capo perché come ci faccio mai a segnare questi formicoli che correvano con il pallone quando mai da che non si vedeva e comunque c'è per fare oggigiorno vedo che nemmeno stanno Messi, Ibrahimovic che parlano proprio loro mi sono fanno paura una cosa assurda comunque boh, chiudiamo questa parentesi dei giochi andiamo avanti a leggere i commenti se no c'è a dormire e Giorgio Manelli certo come faccio a perdermi la live di una casa caruta effettivamente effettivamente la potevi perdere eh, salvo Sibilo, ciao Fabri, ti sta salutando Robertino, ma quando riesce, il resto del Carlino, che tu l'altro volta mi hai scritto, che vabbè, che anzi mi fatto un gioco, mi fatto un disegno, fammi vedere se capisci su Rebus, ma era facile, c'è stevo Carlino e c'è stevo Riest l'euro, quindi il resto del Carlino era piuttosto semplice. Poi Gennaro Peranio, Fabrizio, carissimo, buonasera Gennaro, io guarda, non ti dico che ti volevo chiamare oggi per ci appigliare un caffè, però poi mi sono ricordato che vai a pigliare mia moglie al lavoro e quindi non ti ho chiamato più, però in questi giorni ci vediamo, forse rimarrò prima, giustamente ci stavo dando, diceva, cazzo, ce ne fottano, no, vabbè, io ne approfitto di questa cosa, di questa live per dirti questa cosa. Antonio Fusco, grandissimo, che mi domanda, aspetta un attimo, se ne è finito commento tuo, c'ero con i Vandellas, i Vandellas ogni tanto mi scrivono e mi stanno dicendo, mi hanno chiesto l'indirizzo della casa, questo l'ho detto anche l'altra volta, non lo so, forse Mon manna qualcosa, Mon mi spedi qualche cosa, io non lo so che Bon fa, però fino a mo questo è quanto. Comunque vi tengo sempre aggiornati, non vi preoccupate se si fanno sentire e mi dicono qualcosa. E vabbè, qui penso che comunque si faranno sentire prima o poi, cioè faremo questo video prima o poi, non lo so quando, io comunque senza pressa in cuore, io credo che i Pandelas siano ragazzi, penso che su casa Caruso, come ci hanno fatto fare subito senza niente e poi facciamo video, quindi io penso che prima o poi questo video lo faremo, non vi preoccupate, state senza pensiero. E che tra l'altro io mi ho visto tutta la serie di Gomorra, l'ho scritto anche su Facebook, io non me le riviste, ho un po' vergogna a dire che ero quasi forse l'unico a Napoli che ancora si era di Gomorra. Allora io una giudiata ci mi fotto proprio, mi metto un po' su streaming e mi vedo tutte le puntate, tutte queste comunque mi verrete tipo 3 al giorno, oggi venuti mi presi 3-4 giorni fa. Oggi, dopo essermi visto Gomorra, vabbè, penso che veramente voglio veramente un applauso, ci mai già che hanno fatto la parodia perché sì, prima non me l'avevo visto Gomorra e mi piacevano lo stesso, che la cosa che hanno fatto già, mo cioè, mi piace ancora di più perché apprezzo proprio quello che hanno fatto, perché hanno fatto una cosa proprio una genialata, bello, bello, perché hanno fatto una cosa naruta. E poi tra l'altro, però, comunque Comore è bello proprio, tra l'altro, è proprio bello, cioè, mi è piaciuto assai, una serie proprio appassionata, poi finale, ma ero rimasto che i buchini con Pietro Savastano,
alla fine non era pazzo, però io non me lo sentivo che non era pazzo, perché cioè, se chi le facevo pazzo, faceva parte che era pazzo, però non so perché te ne vengava, dicevo, no, ma non è possibile che con Pietro Savasta fine dei tracker, di assuarci, che scema la capa, non poteva accettare, e infatti all'ultimo a tutto fare che Pietro Savasta ha fatto finta che ha fatto scema, vabbè, non voglio svelare, l'ha svelato già per chi non se l'ha vista, non voglio che se non l'avete vista, come ora per davvero perché è molto appassionante, a me è piaciuto assai, anzi dico loro, mo quasi quasi mi dicono, non voglio diciamo faccio Sky, però ci ha già pensato, diciamo, no, mo faccio Sky casomai la prossima volta che fa la seconda serie di nuovo, perché oggi è proprio bello, però da qui, dopo mi fa Sky, no, comunque è bello, perché chiudiamo la parentesi di Comoro, andiamo avanti, e adesso Paco Lanus, l'anno prossimo vieni a Nola da fare una isata sotto giglia. Ah sì, perché facete sempre sta, come si chiama, sta la cosa dei gigli là, perché sempre tutto l'anno, no? Che fate questa cosa dei gigli, che è proprio una cosa bella, però, devo dire, mo, ma qualcuno sa, dice, ma che ce ne fu, no, ma io lo dico perché sempre filmate un po' a Facebook, vedo, mettete le foto, mettono filmate, però ultimamente, e stu cazzo, non so se crede, non muori con cazzo, perché proprio per fare lungo, no? Sti cose lungo, voglio, ma proprio 10 metri, che ballano, che facci da ballare, questa cosa di giro, ma uno spettacolo, sembra una specie di carnevale, no? Comunque una bellissima tradizione di Nola, questa cosa degli gigli, come si chiama, prima tu perché sono ignorante, ecco, però è bellissimo, questi video mi è piaciuto assai. Ho capito veramente a vederla perché è spettacolare, secondo me è una cosa proprio bella, cioè i due video è spettacolare, figuriamoci dal vivo, ma sarà veramente che veramente ci vengo prossimo anno perché mi piace assai, bella, una bella tradizione. Intanto, allora, Giuseppe Visconti dice Marco Bove è di Nocera pure io, sì, io so ce l'avevo tu, Giuseppe Visconti è di Nocera, facile amicizia, insomma Marco Bove che è di Nocera, infatti quando io ero conosciuto a Marco Bove in coppa a Facebook, pensavo a te, che mi dicevi su di Nocera, io so che tu di Nocera e quindi casomai va parato. Mario Rannello, grande Fabrizio, stasera ti seguo anche io, grande Mario, mio grandissimo amico Marettillo Rannello, con il quale abbiamo fatto l'anno scorso una commedia, una bella commedia, una commedia teatrale, e abbiamo vinto pure un sacco di premi, tra cui lui ha vinto miglior attore protagonista, Mario ha fatto una parte assurda, bellissima, e ha vinto questo premio di miglior protagonista, poi abbiamo vinto pure il premio come miglior spettacolo, poi su cose che avrà giustamente state ripetendo, però sono cose che sono pure belle soddisfazioni. Allora, fammi aprire di commenti. Francesco Padrino di me che ti ricordi? Francia, la verità, ma forse sì, proprio un uomo padrino, però non so se è un film, no? Oppure tu, non lo so, la Gigeta sono proprio, mi mise proprio di difficoltà, non lo so. Gennaro Perena già l'ha già salutata, già l'ha già saluto, perché ha detto saluto, perché ha già sentito, ha già letto Caruto, Casa Caruto, questa casa caduta, no? Allora, fammi aprire la di commenti. Chi è questo? Seg Fem, stasera mi svergino con sto live, ero per 33 puntate, se ti sei degnato di vederti in live, mi fa piacere, però ti ho brutto nome, Seg Fem, che è veramente un cesso. Marco Lollai, leggimi, grande Marco, lo saluto, grandissimo Marco. Allora, Fabrizio Farro, c'è lo sugadieta e mamma ha fatto la frittata di maccarone, questo mi dispiace molto, ma penso che mo prima ci metto a dieta perché veramente non sto facendo rotondo e quindi penso che fra poco prima ci metterò a dieta e proprio stasera mi ci metto quasi a dirlo per far capire la mia coerenza a livello di dieta, quale cioè uno fa di smanio quasi a dirlo, voglio capire, non so quando voglio cominciare a sta dieta, però un capo mi ce la tenga una netta, tenga in capo, dico prima o poi la inizierò, non so quando la inizierò effettivamente, a vedere però. Alfonso 46 ma ho lasciato stare a Micio, ma Micio è un idolo per noi lo sportiamo ma perché vogliamo bene, ma non fondamentalmente Micio, cioè noi non ce l'abbiamo con gli animali, questo lo voglio chiarire perché veramente può pare che noi ce l'abbiamo che i gatti, che no, Micio si sa, per noi vogliamo bene. Brunella Petri, sono quella del commento, sì, mi ricordo un nome, che stasera commentate. Salute, Micio, sono quella del commento Micio, salute, e che se ne una bella battuta che scrivissi quando feci quel video che c'è tu uscito ti battuto un po' a Micio e poi le migliori che le fanno ridere più facciamo un piccolo video dove io le dico ho l'ho già fatto su video effettivamente se volete andare a vedere un po' profilo Micio sta stu video sti battuto un po' a Micio voglio mi facessero pisciare sotto ma veramente mi facessero un rimpilli commenta sotto ma guarda era una domenica pomeriggio non mi posso mai scudare in WhatsApp e scrivete questa cosa e voi scrivete questi battute ma veramente insuperabile, non più belle nate, non sapete quale da te
ricette che ne era a decidere riesce, ma ne decidette tipo vinte, ne selezionai 20, 25 perché facevano paura, erano proprio belle proprio, ma ci si riusciva sotto, infatti cioè veramente a me ne credevo, no? Che hai detto, ma guarda, da Napoli sembra una cosa eccezionale, a Napoli stiamo proprio su fatto che facciamo proprio ridere, cioè non sta proprio niente da fare, chiunque di noi napolitano fa proprio ridere, non fatto proprio superiore, a livello di battute, ti facciamo i capi in meno, capo proprio, vabbè, come? Andiamo a prendere gli altri commenti. Mario Coppola, Ocero il vecchio, il pesce è il pesce, l'inzuppatore. Eh sì, oggi ho fatto video, veramente chi lo pareva, i bot si video, pare proprio che c'è sti pubblicità, sti trailer, pare vero che sono fast food, non lo so. C'è chi si va a parlare di pesci, là parla lo zuppo, su biscotto, comunque, quando Banderas pure è nata a livello di pubblicità, un po' di sorpresa, ma adesso Antonio Geni tocca. Hai visto Banderas che appena ti portato già vuole inzuppare? Vabbè, io fa buono, altro che quello di Equalizer, così non sbagli la pronuncia. Equalizer, si dice, su film nuovo di Denzel Washington che è uscito questa scena, non so quanti faccio in me, comunque, vabbè, per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, è un piccolo video che ho fatto oggi un po' a Facebook, caso mai ad averla a vedere, è una cosa di 30 secondi, nel senso che non posso fare questo film di Denzel Washington. Allora, Paolo De Tommaso, ti ricordi di Padrino perché fa rima con Carlino? Eh sì, pure è possibile, è anche una cosa probabile, perché oramai Carlino mo sonno pure a notte, quindi è diventato un idolo. Cioè, Carlino, cioè, ci fa una statua a Roberto Carlino, ma come a fa intitolare una piazza, una via, non lo so, via Roberto Carlino, piazza Roberto Carlino, pure sarebbe bello. Allora, Ciro Esposito, bello Ciro, finalmente seguo una tua live, mi fa molto piacere Ciro, mi stiamo a tutti i lunedì, per chi non lo sa, 21:30, sempre qua, proprio se non ce la facete a seguire la live, è sempre registrata, ve la vedete dopo su YouTube, perché tanto potete vedere quando cazzo volete voi, non ci sta problema, anzi voglio cogliere l'occasione, tutti quelli che se la vedono dopo, che sono tanti, quindi io saluto, poi mi fa piacere che ridà la barop e mi fa piacere. Ecco qua. Allora, Tonino X, bellissimo ricordo, quando farai un nuovo video su YouTube, ma Tonino effettivamente non lo so ancora, ti dico la verità, volesse fare qualcosa per Halloween, perché Halloween è a forte, fondamentalmente Halloween sta quasi, non so, ci fa quando è, a 21, non so, mi piacesse fare un video per Halloween, ma prima si ci facciamo perché abbiamo anche delle altre cose da fare che poi vedrete, vabbè. Però si ci facciamo, facessi piacere. Halloween mi è sempre sfuggito, che stavo però agitato a bocca già pensando proprio e volessi fare, perché non è cazzo lo fa, che quando volevo fare un video di Halloween era sempre Halloween, quindi, però mo l'ho già pensato prima, che se ci riuscimmo fosse una bella storia. Aspettate, mi sono scordato di fare una cosa, aspettate un attimo, mi scordo, la facciamo e me levo pensiero. Effettivamente questo che so per fare, cioè sul Titan a Pitbull, però voglio, non vi prometto che Pitbull stasera ci sarà, perché non so se ci sono stasera, la poesia è preparata. Però sta la voglio una sola, no? È una voglio una sola a casa e quindi ha detto che non so se ci sarà. Comunque gli ho inviato l'invito, stai dicendo, gli ho invitato l'invito, e quindi se si collega è buono, se si collega non fa niente, proprio per voi potessimo avere i trasi all'improvviso quanto non potremmo vederlo questa sera. Comunque stiamo a casa, quando si trase ci fa piacere e ci dice la sua cosa. Peppe Visconti, bella, ma organizzando pure quando era Nocera e a me tutto quando a Napoli a Docerone, ma magari voglio qualche veramente se posso vengo anche a Nocera perché me l'ha detto sia tu che Marco, io ci sono mai avuto a Nocera, non posti di passaggio, non mi ricordo, qualche volta ci vengo perché mi fa pure piacere di venire. A rossa, di commento, oggi scusatemi sempre la tosse, un po' diciamo. Allora, aspetta, sono partiti i commenti, ma la cerca da rete. Chi si dice Vincenzo che ti mangiate stasera? Cosa dire? La città prima c'è una cosa dire. Poi ci sta Daniele Peluso, c'ero sono andato a Mirabilandia, ma c'erano dei bastardi che sputavano da sopra, ma per di più avevano pure catarro sti chi un po' come me. E beh, questa è una cosa schifosa che potevi evitare pure di scrivere, perché immagina la scena e si scatarrata a Coppa a Mirabilandia, che veramente fanno schifo, però ci volevi raccontare questa tua esperienza drammatica, hai fatto bene, cioè, vabbè, ti immagineremo queste scatarrate sputazzate in faccia, questa scena molto macabra. Riccardo Flaminio, ip ip urrà, a tutte e case caruto, ip ip urrà, a tutte e case caruto, ip ip urrà, a tutte e case caruto, ip ip urrà, a tutte e case caruto. Cioè, chissà, ci sto commento 4 volte sta cosa, e io la ciulette con grande fede, ma era un coro, praticamente, era un coro da stadio, e vabbè. Arsta, il nome da... Vabbè, scusatemi,
niente, voglio, se sei uno che cheat, leggimi, però praticamente, oh, voglio, ci sta pure il grande Carmine Migliaccio che mi saluta, buonasera Cerrone, grande Carmine, che mi fa morire con i suoi video, voi sicuramente lo conoscete a Carmine Migliaccio, se non lo conoscete voglio subito vado in coppa pagina su che facete video dove a me mi fa morire, sai, fa sto personaggio Carolina, non si capisce, non trans, non ricchio, non lo so, comunque fa morire a me, la Frenza è una frenzola, fa sta cosa a me mi fa pisciare sotto ogni modo muore che è simpatico, devo passare, sul Carmine Migliaccio, voglio dire. Allora, Vittorio Longobardi, dicevo, vogliamo che ci racconti un bello fatto di quando lavoravi in pizzeria, ma su fatto la pizzeria pure mi piace, ho capito che veramente farò tipo una raccolta di fattarielli, un video, dove ci sarà tutta una raccolta di fattarielli che mi succedevano in pizzeria, perché questa cosa mi piace proprio, quando la giornata la sciuta delle pizze è diventata un po' una cosa che mi chiedete spesso, ma poi mi sa, mi dice, Fabio, la sciuta delle pizze, e ci racconto, perché comunque sembra un piacere raccontare quella figura in merda che hai fatto, la esorcizzo, e più la racconti, più la esorcizzi, più non ci pensi più, che fai una risata con. Allora, non siate sindac, ti aspettavo venerdì, lo so, ma chiamate Emilia, che se ne ha fatto mica che dico, vabbè, sì, ci vediamo venerdì, ma chiamate Emilia, non qua annunzia, Sao Mallino, Antonio Fusco, Cerro, ho appena smesso di lavorare e non manca mangiato, ma già sintonizzato, o magno, oh, aspetta, o magno, o magno, po' aspetta, o magna può aspettare, o magna scusa, non è perché se non cazzo, o magna può aspettare, si grossa, non domanda, però qua tu fai tutte le due cose insieme, o magna al suo computer tranquillamente, basta stare accorti di briciolo, perché veramente io a volte magno vicino, cioè a volte faccio mangiare vicino al computer e sono fatto talmente che il briciolo che si può accapputtare il computer e scendere un pastatino, veramente, perché tutte le briciole insieme formavano proprio un panino napolitano, quindi non ti consiglio di fare questa cosa qua, pure perché veramente il tuo computer non mi sembra il caso, a prima la coppa a me si dice Roma, ma sta senso da questo computer, quindi non farlo. Fabrizio fa lo stasera non fai il rutto, no, non lo faccio il rutto perché sono impossibilitato, perché posso pure fare, figuriamoci, cioè, faccio tutto, cassa la webcam, però ho mangiato poco, ho mangiato quasi a dirlo, che è pesante, però essendo che appunto è pesante, quasi a dire, mangio mangiato poco, quindi mi sento leggero, non sono abbuffati, sono più abbuffati la sera, quando mangio, però questa sera non mi trovate a buffare. Allora, Brizco Broken, questo è nuovo, una parodia su Breaking Ball, ma pure io la tengo, l'ho già fatta un anno fa, comunque, caso mai faccio la vedere, non so qua, ma questa c'è quando i Breaking Ball, come parla a me tutto, si facendo tutto, io guarda, proprio appena mai mi ha fatto fare quasi niente, allora andiamo a vedere gli altri commenti, sto viene a vedere gli altri commenti, nel frattempo li avrei sfizzi quando ne eravamo, perché ogni tanto mi piace andare a vedere quando siamo 73, voglio, siamo 73, un bel numero, mi piace, mi fa piacere che che ci siamo in tanti in questa live ogni lunedì. Allora, allora aspetta, scusate un attimo, sto che un attimo i commenti di prima. Allora, andavo, sì, Cristian Antonio Fusco, la Giletta, I Love GT, si chiama I Love GT, mo manca a fare la po' prima, si chiama proprio dei GT di Nola. Frank, cosa ne pensi di De Laurentiis? Proprio giusto, giusto sai cosa pensi di De Laurentiis? Penso che a televista parlo di spendi, se non te l'hai visto fatti la break, e quindi capirai cosa ne pensi di De Laurentiis. Valerio Baldanza, Saltamo, Cerro, come Saltamo? T'ha già sbagliato, te l'ha già letto l'anno commento, quindi Andrea De Cesare, ciao Cerro, sono nuovo, salutami, grande Andrea, ti saluto, chi ci stai più? Valerio Baldanza, salutami e saluto pure a te. Ah, Daniele Peluso ci tiene a precisare quel racconto di Mirabilanti che aveva detto prima, a sputare siamo stati noi, anzi stai facendo pure Puriel che hanno sputato in faccia, con Qatar, Coppa Mirabilanti, immaginiamo questa scena macabra sulle giostre che sputano in faccia, invece poi mi hai rivelato che eri tu che sputavi in faccia alla gente, ma la casa caruta, mi verrebbe da dire, però non te lo dico, anzi già te la dico. Vincenzo X, c'era è stato troppo bello vederti a pianura per la prima volta. Due case a pianura. Sono Vincenzo Lungo, Antonio, fai come me, mangia e vive da live. Ecco il consiglio di la pulizia, così casomai ti sbricioli tutto sul computer, su cazzo, se dividiamo la responsabilità di Vincenzo Lungo, che ho visto l'altra volta appunto a Vincenzo a pianura, sempre quelli capelli riccioli, che Vincenzo Lungo sarà sempre ricordo, me lo ricorderò fino alla mia morte, Vincenzo Lungo, che mi ha detto fare pure me da Capri, quel commento del video a Capri con furore dove disse vai in piazza a Capri e urla Vincenzo Lungo e io facetto, ovviamente fu una cosa proprio imbarazzantissima, di tutte le cose che ci fatto fu una delle imbarazzanti, che veramente tutta la piazza di Capri, zitti, proprio un silenzio proprio imbarazzante, la roba che era sviluppata Vincenzo Lungo, infatti la roba c'è ma chi se mi sente, magari tentavo un po' di strammatizzare come c'è una veramente in piazzetta storica, niente, fammi annanzare,
Lionel Messi, ciao, c'è Messi stasera, voglio dire, ospiti internazionali, e sta. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Ah, oh, disturbo Stefano, c'era un saluto, mannaggia, disturbo, aspetta un attimo, scusami, disturbo, scusami un attimo, disturbo, sta. Ah, ok. C'era un saluto, stai tutto cartoon, è bello, non ci capito, sì, comunque, spiegamelo tu, stai tutto cartoon, immaginate che sono come un cartone animato, poi non lo so se quello volevi dire. Allora, Antonio Napoli, Pernice Napoli, si è mai venuta Pomigliano d'Arco? Ma guarda, non mi ricordo, però forse mi ricordo l'uscita Pomigliano d'Arco, non lo so, da Gicetta, forse di passaggio sicuramente, però mi ricordo, ritengo la memoria è brutta, cioè non mi ricordo, però può essere. Vabbè, allora, Fabrizio Farro, c'ero si è venuto a Cercola sì, a Cercola sì, però un sacco di tempo fa, un sacco di tempo fa, proprio anni fa, sono venuto occupato a Cercola, ma stiamo parlando proprio quando ero piccino, sicuramente. Vabbè, staff, great software, ma agressivo. Fabri, ma lo sai che veramente sei un fringuello? Ma sì, ma non ero produtti, sicuramente non ero fringuello. Ma stasera, tu quando sti comment, ma sei mai abbonato? Ma sei mai venuto a San Sebastiano al Vesuvio? Sì, voglio, penso pure che sono venuto a San Sebastiano al Vesuvio. Allora, non siete sindaco, cerco di stare pure Mastfiore, che sarebbe il papà di Nunzia, ricordo che carte ti aspettano, sì, perché noi ogni Natale, ogni anno organizziamo questa quasi carte come fosse Natale, ma non è ancora Natale, con questo papà dell'amica mia Nunzia, e giocavamo sempre a che gioco Nunzia, non mi ricordo come si chiama, è l'unico gioco che cazzo che a me piace, ma non mi ricordo, assopiglia tutto, non mi ricordo, comunque dimmelo tu perché Mario, assopiglia tutto, comunque si pare, è un gioco molto carino, che mi pare che ci sta la matta, che io proprio ma venga matta, faccio delle cose che tira magica, non si fanno, ma venga matta, gli affari che faccio io. Gennaro, Gennaro Marigliano, c'ero perché non fare un video insieme a Carmine Migliaccio, ma magari un giorno perché no? Perché no? Allora, Giulio Di Criscio, c'ero mai pensato di fare una parodia su Barbara D'Urso? Secondo me è una grande casa Caruso, ma non solo secondo te. Aspetta, voglio oggi zumbato in qualche commento, scusatemi. Aspetta, fammi la rete. Ah, Pietro London, cosa ne pensi di Alessandro Siani? Vabbè, magari ci pensare, Alessandro Siani è un grande. Anzi, vabbè, ma io non mi voglio limitare a dire questo, perché Alessandro Siani, per esempio, a me, personalmente, e secondo me, personalmente, a me che il caggi visti, no? Davide, è quello più forte durante uno spettacolo dal vivo. Noi, per esempio, mai visto un sacco di spettacoli dal vivo dei comici, non ora, perché non ci va che chiuda un po', però prima sì, tanti, ma ne ho visti molti, e per me Alessandro Siano voglio numero uno dal vivo, cioè perché non lo so, fa sempre fatta ridere, cioè ha sempre fatta ridere proprio assai, proprio mi sentivo proprio proprio la gente, no? Proprio veramente l'energia della gente proprio che si sciatta proprio rilasata rispetto ad altri comici che pure facevano ridere, tipo Schettino, che è fortissimo, Schettino per esempio è uno proprio che fa proprio ridere, a me mi fa proprio ridere, proprio in da panza, fa ridere proprio di pancia, sai quando ti fa male la panza, quando fai Schettino era così, e Siani è la stessa cosa, Siani facevi gli anni, cioè facevo fa male lo stomaco e facevi gli anni, fortissimo, Siani è fortissimo, questo penso io. Un po' di meno, però nei suoi film, cioè, questo purtroppo mi piace, mi è piaciuto Benvenuti al Sud, faceva una bella parte, pure Benvenuti al Nord, l'ha dato Magista e faceva una bella parte, bravo, però nulla in confronto a quando lo vedi dal vivo, da parte mia, ciò che quando fu spettacolo dal vivo parla in napoletano, parlo come parliamo noi, no? Invece dei film parla un po' più in italiano, quindi perde un po' quella comicità, però sì, dal vivo numero uno per me. Non ho mai visto un più forte, forse Schettino, non lo so, ma comunque Siani uno dei migliori. Poi questo è più. Viola Carotenuto, cioè, ma quando lo fai un incontro con i fan? Non lo so, Viola, non so quando l'ha già fatto, cioè, perché l'ha già fatto mo, comunque, l'ha già fatto a settembre, effettivamente manco un mese è è passato giusto un mese, quindi aspettiamo un po', aspettiamo un po' che e ne facciamo un altro. Adesso, Stefano Carrese, Fabri, che ne pensi della Juve dopo la partita di ieri? A cifra ancora più assai, poi la dice la verità, ti dico proprio la verità, Stefano. Ti dico proprio la verità, non sono stato cazzere, stufato da Juve, se non l'ho visto la partita e non ho visto la Moviola, tutti i gol, è l'unica partita veramente che non l'ho vista, poi queste partite, ho visto tutti i gol, ma la partita non l'ho vista. Ieri pubblica la parodia della Juve così, però la pubblica perché ogni tanto quando ci stanno queste cose che si sa, cioè, si dicono che la Juve
ha avuto rigore, ha avuto di rigore. Io pubblico sempre questa parodia, però a Gicciarda non ho visto il servizio, quindi dice che non era rigore, ma poco, ma non lo so, comunque non l'ho visto, non l'ho visto. Lo sta. Aspetta. Io aspetto di chiudere pochi commenti su YouTube, vi vado a pigliare un attimo, vi vado a prendere un attimo. Nel frattempo metto un altro invito a PT Pool, se entra, se non entra, non entra. Ci mandate perché per sicurezza, ci mandate sempre inviti, perché poi va a finire che dice no, ma mi invitati, ci mandate due o tre, così un po' di cenere. Dario Tabasco, grande Dario Tabasco, che se non sbaglio sta in Svizzera. Ciao Fabrizio, mi saluto, ciao Dario. Allora sta, disturbo Stefano disturbo Stefano e Stefano Chello, io mi scordo se Chello che è già fatta caricatura cartoon, ecco che prima è tutto cartoon. Stefano Chello mi ha fatto una bella caricatura, l'ho pubblicata qualche settimana fa, non mi ricordo. Oh, bella prova, c'era una delle più belle che mi hanno mai fatto, proprio perché mi ha fatto pure più belle che sono, cioè, mi ha fatto una, proprio tutto tirato, fatto bene, mi è piaciuto assai. È una delle più belle, veramente, ma non perché mo sei tutto su GC e sceso, no, ma veramente è bello. Lo sta. Oh, Matteo, salutami, visto che fanno video con Carmine Carolina, già me l'ha detto un altro ragazzo, ma guarda, Carmine, se mi sbaglio, stai casa a Giuliano, l'unica cosa è a distanza, intenga la macchina, non so, quindi magari sarebbe un po' complicato, però mai dire mai, per carità, poi, finché non prima, poi penso che ne faremo di cose. Sta. Antonio Fusco, già, purista, sì, tutto quanto, ma Fabio, ma che mi fanno video con Carmine, mi piace, Carmine, ma fanno video insieme, perché ce lo stanno chiedendo, e quindi, sta. Ma Marco Live devi venire a Ercolano. Ercolano veramente a Giovanni, ma seriamente Ercolano ci venga. Ercolano e Pompei, cioè Giovanni perché non mai si scavi Pompei, scavi Ercolano, scavi lo songo la Giovanni, c'è pure un po' poi su, mi mancano parecchie cose a me. Arsta. Giovanni Orletto, cielo se passi alle parti di Torre Annunziata, ti aspetto in palestra dove lavoro, così ci facciamo un bel allenamento, lo fai solo tu, e vediamo come stiamo, se sto mese una chiave, che un fracetone, veramente a me penso che alla giorno, non sto scherzando, penso per far capire la mia forma fisica, sono tratto in da macchina, cioè mi era stata a rete, no? In da macchina, solamente per fare la coscia e poi mi stata a rete, a GPA tipo una storta in tuo culo, cioè non sto scherzando, non sto dicendo, veramente se, tipo no se è slogato culo, perché, però comunque se, sai quando pigli un strappo, un culo, cioè vai una poca coscia e poi mi stata a rete a macchina, se è strappato un culo, per far capire come sto un po', quindi faceva proprio in forma, comunque effettivamente, però la palestra no, la palestra è proprio troppo. Sta. Non siete sindaci Fabri, ma ti ma tieni ma tieni in testa tutti la maionese, cioè se la maionese la maionese, caso mo ketchup proprio se poi sta. Aspetta, mi fa ridere perché poi pensavo, mamma mi ha detto, allora, scusate, ma io si sto perdendo qualche commento, vado dietro così li leggo. Gennaro Marigliano, c'era il migliore è Totò, i Moro quando vedi i suoi film. Qua io oggi c'è una cosa brutta, mo, perché allora, i film di Totò, voglio, a me, questa è una cosa brutta, perché, però non so, ci su Cafone, o basta cosa, chiamatemi come volete, però sto fatto che su bianco e nero, no? Ma non lo so, voglio mi smondo, a me è una stronzata, lo so, mi rendo conto che, che i miei film di Totò, a detta di tutti, sono i migliori film che si sono mai fatto. Totò è uno dei mezzi comici del mondo, tutto quello ma io per esempio di Totò ho visto sempre delle scene, però non ci metto la pazienza in un film sano, perché voglio con bianco e nero, questi filmanti, non lo so, è una stronzata, però a me mi fa quattro colori, bianco e nero, e allora non mi pega, cioè, però non metto in dubbio carità Totò, stiamo parlando di grande. Allora scusate, va che un attimo a rete. Gabriele Cozzoni, cielo però che chiacchiere catine, effettivamente è vero, tengo una bella chiacchiera, che se ne niente, ti voglio dire che io posso chiacchierare ore e ore senza sputare a te, non è facile. Allora, sto, fammi la rete. Scusate un attimo, voglio... stasera, Daniele Peruso c'era una farfalla dietro, mi fa aiutare che tu vedi che stai facendo, poi stai facendo video, i miei, quando proprio sento un farfallone, voglio andare ricchio, ma c'è zumba, ma c'è proprio video dove non si vede la farfalla, però si vede che hai zumba. Allora, Fabrizio Farro, ce lo puoi salutare a Lorenzo Viscardi. Ciao Lorenzo, che Lorenzo Viscardi è anche un nome conosciuto, che secondo me io tengo un po' a Facebook a Lorenzo Viscardi, perché mi ricordo il nome. Salutami Antonio Genito, salutami a Robert Little Car. Voglio veramente, cioè, ha fatto traduzione del cognome Roberto Carlino, del nome di Roberto Carlino, Robert Little Carl. Vabbè, Tony Granato, il mio Tony Granato, per chi non lo sapesse, è il mio stalker numero uno,
mio stalker preferito, ha già fatto un poco tardi. E come mai, Tony? Mi pare strano, tu che sei uno stalker di cui diciamo tutti così. Vabbè. Sara Silvestro, Sara, mo sto entrando, salutami Bidone. Tu devi sapere che Sara Silvestro, lei mi chiama Bidone, Munez, Bidone come capita, e io lo chiamo Buste Pirata, chiama però in italiano Busta, la chiamo Busta, quando mi fa se dice Buste Pirata, allora dico ciao Busta, direttamente un diminutivo, film bene, sa, ci vogliamo molto bene che ci chiamiamo così. Allora sta. Leggo Dario Tabasco. Fabri, ma per caso sei passato per la Svizzera? No, sono passato per la Svizzera assolutamente, mi piacerebbe visitarla un giorno, ma ancora c'è già venire. Pokesan 99, c'è Roma, quando cazzo la piglia patente? Vai Vincenzo, non lo so, non lo so, ti dico la verità, oramai non posso mai pigliare proprio più, ti dico la verità, sto un po' via e non mi piglia più. Salvo Sibilo, quando te la vuoi venire a fare una partita di pallone? Mamma, volentieri, ma ma la faccio da un po', anche se ho paura. A parte che io l'anno scorso mi invitavano a giocare a pallone, però io rifiutavo sempre perché non avevo paura perché non giocavo da tempo, tipo 3 anni o 2 anni che non giocavo. E diceva, un capo a me diceva, ma gioco a pallone, muore perché c'è un fiato non lo tengo più. Non mi muovo perché, cioè, vabbè, io mi muovo perché cammino, ovviamente, no, faccio sacchi passeggiate, ecco. Però fisicamente non sono proprio al top e quindi mi mettevo paura di qua, che cercavo è una cosa, beh, buona ora, perché diciamo di un articolo non mi sembra. E poi a taglio oggi, cioè, dai, non parevo proprio acciaccato, cioè, non ci stavo, facevo questa partita mia, pigliai pala, traverse, incroci di pala, portiere che paravano con il culo, che i gomiti, che la capo, con tutto che para, un ragazzi fanno gol quella partita, ma proprio sfortunato. Poi che è successo ultimamente, no? Un compagno lo mito, un amico lo mito, ma no, Frank, ma parla con Frank, ma Frank voi non conoscete perché no, Frank Piettipulle, non è, ma Frank proprio quel mio amico col quale abbiamo fatto un canale, Frank eccetera, va a giocare una partita di pallone perché al compleanno di un altro amico mio, va a giocare una partita di pallone bella e buona, con una fiamma, bella e buona, si è spezzato i gomiti, cioè giocando a calcio ha pigliato una caruta perché ci hanno fatto un fallo ed è caduto, cioè non è caduto con i due gomiti a terra, è caduto cioè, è caduto che mano in terra, talmente la forza che lui è caduto con le mani a terra, si è spezzato i gomiti. Cioè, voi vi rendete conto? Cioè, per una partita di pallone si è spezzato i gomiti e si è dovuto anche operare a uno di questi gomiti. Qua, mo mi credi, mo sì, mo mettevo paura io qua a pallone per mezzo che morivo in infarto, ecco, mo mi caga proprio sotto, perché a chi si è spezzato i gomiti, penso che io appenderò le scarpette al chiodo. Però, oppure mettere qualche anno già, no, senza tengo paura di qua a pallone, cioè, ci si va avanti con l'età, ci si smette paura, ma chi se ne esce, mi sta spezzando quello, no? Prima era più che uno di qua sempre, allora si va, ma invece poi uno si arrugginisce, vabbè comunque salvo, non lo so, comunque invitami, poi vedremo. Ma Gianni Omega, ma per caso sei mai passato per case cadute? No, non sono passato ancora per case cadute, ma penso che ci andrò a vivere direttamente, ma non lo so quando, prima che mi organizzino poco penso che sarò proprio poi diventerò anche sindaco di Case Cadute, cioè farò una certa scalata politica in questo paesino, se veramente esiste, se non esiste bisognerebbe pure crearlo, secondo me sarebbe un bel paese, con tanti abitanti sicuramente, o prima Roberto Carlino, fra Damoli Roberto Carlino, io che muore, Roberto Carlino, lo faccio io sindaco di Case Cadute, senza problemi, ma pigliare responsabilità. Um, Poche sanno, ma si piglia palla attraverso l'area del portiere in croce dei pali, ma chi si Micio? Ma io sogno di essere Micio, io cioè, tu quando eri Ronaldo, Roberto Baggio all'epoca, così, che ne sai, Messi, ma io invece mi sono ispirato a un campione più semplice, capito? Un campione così di terra a terra, Micio, cioè che, come dai a capire, è tutta una cosa, cioè io ho i miei idoli, Micio, Roberto Carlini, sono un po' così, un po' caito, un po' diverso vabbè, comunque, Giuseppe Visconti, io ho i contatti di Diego Maradona Junior e Rosario Miraggio, se vuoi facciamo una partita e andiamo assieme nella squadra, bella squadra sarebbe, però a me tutti i contatti io tu, ma tu contatti che hai stato ne per convincere è solo quello di Roberto Carlino. Io vengo solamente se mi chiama da Roberto Carlino, solo lì allora mi smuoverò. Tutto lì. Mauro Varchetta, c'era un saluto da Roma, grande, grande Mauro da Roma. Qua alla Sapienza tutti conoscono i tuoi video, faccio all'università addirittura Mario. Belle buone mi fanno le caricature di Roberto Callino. Yeah. Vabbè, un saluto da un chianurese top, grande Mauro Varchetta, fa piacere, ci conosce pure da Roma, pure dall'università addirittura. Cioè, se stanno scegliendo dall'università per fare le video, vabbè. Comunque, andiamo dietro perché ci sono 500.000 commenti. Mm, Great soft, diceva, ma io quanti qua in Spagna non sapevo di stemare.
No comment, no comment. Sbaglio poi qua in Annasaport, quindi c'è la bestemmia, casomai sarebbe stata doppia. Tuzia de Sindas, sta Fabri, ricordati che per Pompei c'è Sirio 33, andate e ritorno, ma fanno culo tanto, no? Questo Sirio 33 è un mio amico Lino Romano che ha tenuto taxi, e andate e ritorno 2 ore di attesa, 90 euro, mi pare poco dopo, sembra che come sono a Pompei Lino, te lo voglio dire, se se ne ascolto, non prenderò mai il tuo taxi. Sulino Romano è un amico mio, un carissimo amico mio, che è proprio curto, è curto malamente, non so come faccia ad arrivare ai piedi, con i piedi sui pedali, non so, però food assist, cioè, quando uno dice Davide non ce la posso fare, però si è dedicato ai timpanieri, sono 1,20 m, ce l'ha già fatto, non so come fa, mi si scappa un tac, non so che ha fatto, però cioè, si è cattata la licenza con tassista e fa il tassista, io dicevo, quindi Davide ce la possiamo fare tutti, se ce la fa Lino Romano, un metro e navigo sol a diventare tassista, ce la possiamo fare tutti quanti. Questo lo voglio dire per chi si sta scoraggiando, ovviamente. Allora, aspetta un attimo, quasi caduto il Calagiolette, la Svizzera il Calagiolette. Stefano Lenni, Cero, mi saluti, sono nuovo, ciao Stefano. Angelo Leone pure lo saluto. Francesco Tesone dice complimenti, Cero, sto titolo è il top, ma non l'ho già fatto, io ho scritto su Facebook, scegliete voi un titolo con un commento e questo titolo l'ha messo Antonio Mazziotti, quindi diamoci sempre, ha scritto lui questo titolo, ma ce n'erano tanti bellissimi, c'è stato proprio l'imbarazzo della scelta, però questo qua mi sembra un po' più adeguato col fatto di, perché è bello, mi ha fatto ridere, ma pare vabbè. Allora, andiamo avanti. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Emanuele Napoli, ma sto pallino è proprio un cane pecora, sì. C'è Jerry Gameplay, ti invio un disegno della tua faccia domani. Ah, bellissimo, questo mi piace. Mi piace sempre quando ci disegni, non mi dispiace. Valentina Catanzaro, Valentina che ci scrive da Crotone, ce l'ho sto pure io e ti chiedo scusa se ti ho abbandonato un pochino in questo periodo, voglio bene assai frate, ma no, assolutamente non ti devi scusare per il tuo abbandono, non ti preoccupare, sto sempre qua, non ci sta proprio. Adesso sta. Tony Granato, c'ero visto il video che ho fatto con Emanuele? No, però giusto che l'hai pubblicate, me lo devo vedere, la giusto poco cellulare questa notizia, dopo me lo vedrò, scusate se mi stia affumando. Riccardo Flaminio, Higuain secondo ha proprio sbagliato 3 tiri, se ne una casa caruto, ma io guardi, penso che Higuain si sente abbastanza una casa caruto dopo quella cosa là, soprattutto secondo me si sente più una casa caruto dopo aver perso i mondiali, quindi dopo essersi mangiati il gol, si è mangiati Higuain ai mondiali, non so se si è potuto nella finale, io penso che là Higuain cioè, proprio sarà proprio venire su sonno notte, io non lo auguro a nessuno, ma Higuain non gli si è mangiato un gol, non la finale dei mondiali, ma che c'è stavi in mezzo campo, mi è dispiaciuto talmente assai che questa cosa la porto proprio in da tomba, vabbè, comunque c'è tutto proprio, aspetta, un attimo, vedete. Ah, Vincenzo Perrotta, proprio ma un mostro, in da parodia, è sceso mostro, chi era? Come l'hai conosciuta? Raccontaci la sua storia. Allora, io questa storia già l'ho raccontata, per chi non la sapesse la posso riraccontare. Comunque questa parodia era, perché non lo è più, la badante di mia zia, che se la badante di mia zia, quindi io tutti i giorni quando ivo a casa di mia zia, arriva sto mostro, senza l'occhio, e quindi vabbè, ci mi spaventava, non potevo, no? Però poi quando mi mette in capo fa sta parodia, mi servivano mostri, no? Perché poi ci sono mostri, servivano. E io tenevo uno in mente, cioè avevo uno in mente che era proprio, voglio, ma proprio un mostro, ma nel vero senso della parola, cioè, non è che era una brutta, era un mostro proprio così. Però questo mostro è troppo brutto, sai? E non fui capace di già la facetta, la comincia a fare sta cosa, perché la mamma non voleva, comunque, cioè, non era facile fare questa parte, cioè, perché uno, chi è che si prestava a fare una parte di un mostro, no? Effettivamente, a essere sfottuto, tra virgolette, in questo quindi non fui capace di fare la carta con questa H. Ne tenevo anche un'altra, cioè erano 3 le scelte. La prima era questo mostro che non c'era, la seconda era nata che era proprio un cesso, io, ma magari cioè, veramente faceva ridere, brutta, ma non posso fare nomi, era proprio brutta. E poi la terza scelta era che staccava tanti mia zia, comunque, cioè, proprio fa capire, era un mostro, no? La triste, no? Ma figuratevi là. Comunque sta qua, vabbè, poi la convincette tranquillamente che si mise a disposizione, anzi fu bravissima, anche poi, cioè veramente pareva che sapeva recitare, pareva che sapeva fare la parte, faceva voce, diceva una cosa, si fa lo sguardo così, le faceva bene, ecco. E quindi, e beh, poi è uscito quello che avete visto, lui vidi che tra l'altro è uno dei miei preferiti, cioè, me lo ricordo sempre con grande trasporto, come si dice, non ricordo proprio lui perché poi ha mettato sangue per fare, diciamo, mi sembra che tempo, facciamo una scena alla volta, pareva un film, perché veramente lo facevamo
proprio preciso, erano precisi, proprio molto così, non ce ne fottevano tempo, poi invece più un po' cioè, ce ne fottiamo, mamma mi sta male questo video, ma quando finita, invece prima non ce ne fottevamo, stiamo là, facevano video che era durato 3 mesi, c'eravamo a mettere 3 mesi, ci mettevamo 3 mesi, era un po' troppo, perché effettivamente, sì, oggi pensate che uno sta facendo video ogni 3 mesi, a fa sulla wall, ecco qua, però all'epoca potevo aspettare, non so, tenevo sta pazienza. Comunque però facetemi un bel video, a mio parere, a me lo so, non è che è il mio preferito di tutti i video che abbiamo fatto, è uno dei miei preferiti. Allora sta. Allora, aspetta, su Chianare perché Zoom, Rachele Lena Protano, buonasera, mi mancavano le tue live, grande Rachele, ti saluto Rachele, tu ci sta spesso nelle nostre live. Kreshnik Kaliai, vedi l'immagine su Google Più che ti ho aggiunto come notifica, ma stai chiedendo una cosa proprio che io Google Più lo ci usa proprio, comunque ci provo, non ora, perché se non mi metto a porta casa bloccata la maruscella. Allora, sta. Aspetta un attimo, sto andando un attimo a dire, guarda, scusa se salto qualche commento, ma comunque sto facendo di tutto. Ah, viaggio super, Fabio, tu senti, ma perché lunedì prossimo invece fare la diretta vai su Omegle? È un'idea, che sia un'idea che possiamo fare, non sarebbe male, non sarebbe male, sì, pure su questo qua. Sì, la considero questa. Alessio Enigma, ma se durante le live ma se durante le live devi andare in bagno come fai? Non ce l'ho, tanto no, non è che magari sotto, poi a fare pipì ci vado un po' prima, quindi mai stavo proprio una sciorda galoppante, e allora potrei lasciare la postazione, ma fammi fare una ratta di palla, ancora mi deve venire questa sciorda galoppante. Effettivamente prima, cioè, ho pensato a sta cosa, ok, ma mentre mangiavo casatiere c'era l'uovo, allora ci posso mangiare l'uovo, effettivamente io da stasera, cioè da tipo le 7:30, 8 più o meno, e vai in tuo bagno, vai. Però non aggiungo tempo, perché dopo la pozza io me la trattengo, la carta, cioè, non pare brutta. Però cioè, me la trattengo, che ne caggia, quando uno, cioè, sta chi ha da cagà, per esempio subito dai due cesse da cagà così, li fatto proprio, vicino, no, posso aspettare pure 2-3 ore, non sta problema, sono tranquillo. Però, prima, quando mangiavo la sera, se mangio l'uovo, a finire all'uovo ti fai il fatto la bella botta cagà, e quindi non me lo sono mangiato, quindi non mi hai fatto questa o maggisimo mangiare e quando sto tranquillo e posso pure in processo. Non si ha dei sintesi, cioè, per chi non racconti la caduta Comodoro nel via delle Irlande, ma tu non sapere che non ci segui, non sia, tu è quel bassotto tempo fidanzato, perché io già l'ho già raccontato questa cosa, l'ho raccontato, ma manco tanto tempo fa, 2 o 3 live fa, ha già raccontato questa storia, perché scimmia caduta in questa cosa della Thailandia, c'è stato pure tuo marito, tra virgolette, stai pure se finisce scimmia caduta. Però mi ha fatto ricordare pure una cosa, mi ha fatto ricordare che io e tuo marito, vabbè, che sto dicendo una cosa, comunque come dire, Collino fu la prima volta che mi fu tetto motorini mia sorella, che poi diventò mio, che a botte mi fottere, ma mia sorella sono accorgeva che mi tutti, ma una settimana di proprio un motorino, mi ricordo Collino, la prima volta che pigliamo, i motorini mia sorella mi fu tetto e chiave, e ci rubammo i motorini, ci rubammo tra virgolette, e gli etto proprio alle dell'Andia, non posso mai scudo portare vista che non sapevo portare, e gli etto male dell'Andia, mi ricordo mi fatto un in mezzo, tipo 14 anni, ecco. Stiamo parlando di 17 anni fa, ma mai in vita mi avesse potuto sognare di dire, guarda, 17 anni fa, per i vecchi che dicono facile, sono 20 anni fa, ricordo, 20 anni fa, invece mo quasi sto dicendo 20 anni fa, vabbè, tempo passa. Allora, Paolo Capasso, c'era ma tutte le giochi che ti calcio? No, io non mi gioco. Questa è una domanda, perché aspetta, scusami un attimo. Oggi pezzo comment, aspetta un attimo, Nashubud, lo sta, ecco qua. No, non mi gioco, però ieri proprio, non è che fa l'apposto, no? Si è attaccata una cosa, no? In dalle MD mi ricordo. Comunque, sai, mo hanno avuto un punto SNAI, fuori da me, c'è un punto SNAI, non è un punto SNAI, si chiama Stanley Bet, no? Che si chiama e praticamente c'è stato uno, sai, uno trasnato, si tengono che i puletti si azzeccati vicino a no? Chi l'ha già fatto, che non può mettere a studiare, squadre, non vengono pagato. E mi c'è stato un una cosa di euro, ma accatena una cosa di euro, va a scendere tipo 620 euro, va a scendere. Comunque non vi dico, cioè non lo dico, comunque ho detto solo le squadre, su tipo 9 squadre, 8 squadre, ho detto solo 2 squadre, cioè a scendere la Juve 3-2 e te ne corre 2. E poi ho detto Genova che ha vinto una a Parma con un gol clamoroso di Matri, ma questo non lo so se l'avete visto il gol, c'è che Lucarella sbagliava, c'era passato quello, vabbè, comunque vergognoso, vabbè, comunque me lo faccio, cioè, per dire che comunque non leggevo, però una volta che io per due squadre all'86, uno all'86, me è nato 93esimo,
il cornuto di madri, che rende da passare. Questione di arbitraggio. Ottimo frate, ma grande entrata, frate, ma alle 22:20 in scivolata. Ottimo. Sto provando ad entrare da un quarto d'ora, però purtroppo è connessione qua, vanno e vengono. Frate, ma purtroppo tiene una brutta connessione, ci sta poca fa. Ah, boh, comunque meglio tardi che mai, frate, ma allora, Tutto a posto, ma mi vedi? Mi vedi stavolta? mo vedo, aspetta, mo vedo un attimo perché... No, purtroppo non vedo, secondo me non vedono manco loro. Ora chiediamo conferma, voi lo vedete? Secondo me ti sentono, però non ti vedono, come al solito comunque. Oramai non ci facciamo cosa più. Ho capito. Vabbè, tutto a posto? Come sta andando? La tua Tutto mitica live. tutto a posto, ci siamo, ci siamo. No, no, stiamo parlando poco di bulletto, tu mi domanda, ma tu di giochi e bulletto? E no, non mi gioco, ci stiamo raccontando fatto che ieri mi ha cioè mi ha giocato, mi ha giocato la bulletta di 2 euro e l'ha giocato perso mezzo della Juve e del Genoa, che ha fatto il gol, ma te l'ha spiegato pure questa storia, quindi la conosci bene. E niente, Sì, niente. pensa che io sono 3 volte che perdo la bolletta appoggiata alla cheat, sono 3 volte che perdo la bolletta al 90°, 3 volte di seguito. Questa è una Una cosa volta con triste. Tottenham, una volta col Tottenham all'89°. Una volta mo è successo con Cesena, che non si è capito per quale ragione ci è andato sul rigore Cesena, e pure con la Juve, quindi 3 volte al 90°, più o meno. Siamo sotto ai 90°. Cosa Eh, triste, voglio, perché poi con 2 euro, quando vinci 200 euro, è una bella soddisfazione. Una bella questi soddisfazione. queste sono cose molto tristi che io mi auguro di non vivere mai perché meglio perdere per due squadre capo una squadra all'ultimo minuto oppure nei minuti di recupero ancora peggio, guarda, è una cosa proprio... Ah, boh, ma tanti vicino foto. Noi non ce l'avevamo prima e non ce l'abbiamo neanche molto, purtroppo ci abbiamo pagato 2 euro e va bene così. Chi ce ne Fra... frega? Ah, poi mo devo parare perché si chiude un frego che pezzi, però è sempre così, comunque Ottimo. c'è... Ottimo, frate, ma... Senti, frate, ma non bandere alle ciance e partire subito con la poesia se ce l'hai, mi sembra di aver capito che ce l'hai la poesia. Sì, ce l'ho la poesia. C'ho la poesia e c'è una versione diversa da quella che c'è qua e quella che poi chi vuole andrà a vedere su Facebook. Comunque, Vai, anche perché qua non mi vedete, quindi automaticamente va bene così. vabbè, Pronti? Lanciami, vai. vai, vai giù, la poesia di stasera non so di cosa tratta, a sorpresa, Piette Pool, nel suo momento poi Ah, non lo sapete? non so, No, che aspetta, sta? lanciala, si chiama all'arbitraggio. Ah, L'arbitraggio, poi siamo nel settore, no? Proprio. quindi vi lascio immaginare, sì, ma manca a farla apposta, l'abbiamo introdotto parlando delle bollette. Comunque, Piette Pool, ore 22 e 22, nella poesia che si chiama L'arbitraggio. Vai. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi trovai a guardare una prensa le partite. Una squadra che gigioneggia è nata che si arrangia, ma tanta partita a fare l'arbitraggio. Chi è più forte? Non importa. Non importa. Chi non cascia i soldi rinda sacca o pigli solo rinde e pacca. Mezzo campo ci va viola, a così l'arbitro a fornisce e fa sola. C'è stato come si dice, un piccolo qua non si è capita bene, però... Ti senti, ti senti, eh? ti senti, sei rimasta sola. Così l'arbitro finisce e fa solo. Oppure, vabbè, però ma si è perso il senso. Fallo capo, fallo capo, mi stai piacendo. Lascia fare capo. Fallo capo, avanti, non ti preoccupare. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi trovai a guardare una prensa le partite. Una squadra che cigioneggia è nata che si arrangia, ma alla fine la partita a fa l'arbitraggio. Chi è più forte? Non importa, ma una cosa me ne sono accorta. Chi non caccia i sordi rinda sac o pigli solo mezzo e pack. Mezzo campo, ci vamo viola, a così l'arbitro a fornisce fa sola. Oppure ci mettiamo un replay, a così l'arbitro fornisce fu ok. Ottimo! Ottimo, frate, ma spaccate, mi è piaciuta questa poesia, stavolta mi è piaciuta. Mi è piaciuta e questa, voglio, ve lo dico come sempre, la trovate su Frank e Cerrone veramente fra 10 minuti, 15 minuti al massimo sulla pagina Frank e Cerrone, che lui la registra sempre e ve la fa sentire pure dopo, quindi la trovate. Questa parlava dell'arbitraggio e diceva cose vere, diceva cose molto, molto vere.
o finale potrebbe essere un po' preso male, perché però non credo, alla fine si fa vedere Ah, vabbè, che... ma questa perciò te l'ho detto perché ci sta un'altra versione che andrà a vederlo su Facebook, ci sarà un'altra versione, un po', cioè non si evince quello che dice, si evince ma non si dice, capisci? Quello che Sì. voglio dire, Ah, ok, dal ok, video. ok. Ok, 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 va bene, va bene. Sì, no, volevo un attimo scusarmi Qua con... non mi vedete, quindi l'ho dovuto dire per forza perché altrimenti non si capiva, capito? Sì, 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 sì. No, no, va bene così. No, scusa un attimo, volevo scusare con Antonio Fortici, che ha detto, non legge manco un commento mio, ma è il primo che ha sto leggendo, tanto, quindi a volte non è colpa mia, a volte i commenti vanno direttamente sull'email e quindi non ne riesco a leggere, questo volevo dire. Non faccio apposta, cerco di leggere tutto quello che c'è Comunque, scritto. a proposito, non ho salutato neanche. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Tutto a posto, come state? Salutatato, salutatato, Salutate, eh. no, Tutto a comunque posto, come state? ti Sempre salutano, al ti top. salutano. Io non so se tu leggi, però ti stavano salutando prima che facevi la poesia, ti stavano salutando anche loro. Ma tu riesci a leggere i commenti? No, perché non sto sul canale di YouTube per vedere le cose. Purtroppo no. Guarda, c'è sta che sto in sta live perché purtroppo la connessione è poco c'è. Chi abita a pianura non si metta mai all'infostrada. Come si chiama? Teletù. Non vi mettete mai la Teletù. Pubblicità purtroppo che devo fare, devo dire pure che non se l'hanno a mettere. Come dici, Perché purtroppo oggi la connessione è mi proprio ricordi che io mi lenta, chiamo è proprio Mattis, lenta. mi ricordo quando a Mattis mi faceva a me, mi facevo Jonzo, dicevi, mettetelo per tu, meno male. A meno male che io mi posso muovere con il No, ma telefono. no, ma vedi, poi alla fine ci sta, forse perché o perché tengo a mia mamma che te ne ha avuto 8 pagine Facebook, no uno, 8, che chi Eh, gioca a pallina perde le vite, allora poi per non perdere, ho scoperto un metodo dove praticamente era 8 pagine e te 8 volte e vite che perde, quindi come ti devo dire, diventa tutto un fatto che per esempio quando finiscono le vite c'è l'altra pagina aperta e ricomincia a giocare. Quindi così con 8 pagine, immagina, dopo essere te in 8 pagine aperte la connessione si rallenta, non lo so, può essere sta cosa, immagino. Purtroppo sono misteri che non saranno mai, forse soltanto Adam Cadmon potrà, Grande mondo, bravo. potrà Soltanto dire Adam Cadman, vabbè. il Da mistero della Manchester dobbiamo andare connessione a di Pietro mistero. Pool. Eh? Il mistero della connessione di Pietro Pool. La serie. La Comunque, serie. comunque Ma cosa dicono della poesia? È piaciuto o non è piaciuto? Perché non riesco a vedere. Tu riesci a vedere? sì, sto cercando di capire se è piaciuto o non è piaciuto, ma non riesco a leggere i commenti. Cioè, no, è sul genere. Vabbè, sì. No, c'è detto un commento, non fare Daniele Peluso. Nel mezzo di cammini di nostra vita ho incontrato Carlino. Questo fatti Carlino Ottimo. è citato in ogni cosa. No, vabbè, penso che è piaciuto, ma non riesco a leggere con Ottimo sul genere, Valentina Catanzaro. Qualcuno ride, grande poesia, David Superstar che ti saluta, ha detto grande poesia. Eh sì, no, no, comunque penso che sia piaciuto. Vabbè, comunque mo stavano pure a bere in coppa a Frank e Cerro. Niente, io non mi stai facendo una polpetta, stavo facendo così, mi stavo grattando il naso. E niente, frate, ma non so cosa vuoi dire, siamo quasi al finale, purtroppo sei andato un po' in ritardo, con un po' di ritardo. Se c'avevi qualcosa da aggiungere, non lo so, dici tu, lascio a te questo finale. Niente, ragazzi, tenetevi pronti perché stanno per arrivare nuovi video e saranno molto divertenti. Tra poco cominceremo una campagna molto divertente. Quindi state attaccati a questi teleschermi quando vi capita di entrare su Facebook. Date sempre un'occhiata a Frank e Cerrone perché ne vale la pena, penso e credo e spero che noi ci impegniamo per farvi ridere, anche se non ci riesce sempre, però ci impegniamo. E non vi Grandi, permettete mai a dire che siamo buono. Mai, grandi, mai. Mette pure Ottimo. un grande marchettaro, posso a livello proprio di Giorgio Mastrota, io lo vedo proprio come un futuro Giorgio Mastrota, come veramente Sai un che mi hai fatto? Giorgio Mastota mi ha detto guarda che si sta pigliando contro perché sta parlando sempre Carlino e non più di lui. Ha detto ma non possiamo riequilibrare un po' le cose e mettere Giorgio Mastrota allo stesso livello di Carlino? aveva ragione, ma Giorgio Mastrota se non mi sbaglio ha fatto una pubblicità nuova, che mi pare stufa, un po' più stufa, una cosa che comunque la già anticchiata un attimo, perché la giusti sfuggito, però mo lo trattiamo, pure a lui qua sta arrivando, qualcosa su Mastrota arriverà. Ma guarda, dica il Latavoto, mi mettete Mica, a vedere. Eh? pure ho visto una cosa che pure il figlio di Giorgio Mastrota sta cercando di inserirsi nel contesto. C'è tutto un selfie erotico, il figlio di Giorgio Mastrota, eh?
Ma questo non lo so, comunque scusami se ti interrompo, ma Daniele Peluso, questo è un complimento, e tu a Leopardi ti dava un caffè, riferito a te penso, perché Leopardi è un poeta, quindi... Ottimo. Marco Grazie. Bove, Marco Boveit, bella come sempre, se a livelli Giovanni Pascoli, voglio dire, questi sono complimentoni, non so. Ma sì, ma io sono un poeta contemporaneo. Oh, Ottimo. frate, niente, frate, ma fai un saluto perché siamo veramente agli sgoccioli, vai, fai un saluto, caro. Ragazzi, no, veramente vi saluto con tutto il cuore e ragazzi ci vediamo presto per strada. Ultimamente non stiamo scendendo perché non in mano lire, però non vi preoccupate, fra poco faremo soldi e ci rincontreremo di nuovo per le strade di Napoli. Ottimo, Ottimo! ottimo, frate, ma vabbè, voglio ci avremo il prossimo alle 21:30 e niente, io apro una parentesi che non so, ma era una bella idea, però non voglio, non mi ricordo, no, ma lunedì io posso la live perché non fai Omegle, ma non lo so, può essere pure che facciamo una live lo stesso lunedì alle 21:30 e Omegle lo facciamo in da settimana, perché questa è Ma una che è bella sto idea. Mila? Omegle è chi infatti che tu ti colleghi su questo sito e bello e buono ti vedi con loro, cioè loro scrivono tipo Cerrone sul sito e ci sta sta webcam che tu ti vedi con loro e poi tipo chat roulette tipo, capito? Ah, Che cazzo, facciamo, che cazzo. che che cazzo solo che a loro Facciamo. purtroppo facetto una volta e non tenevano i webcam, non tenevano i micro, si capivano un cazzo, si muovevano solo, ma vabbè, comunque vabbè, rimaniamo che ci vediamo lunedì alle 21:30 e poi casomai facciamo meglio, oppure facciamo una riunione, vabbè, poi io vi saluto, vi rubo un bacio e ci vediamo per i prossimi video, sempre il solito, un po' a Franco e Cerone, Fabrizio Cerone, vi trovate sempre i video e ci da varie, vabbè, ciao, aiuto. Ciao Cerrons!